scalzi e nudi a lavorare. E c'è stato un mio zio che è morto là dentro. Mio papà è andato a lavorare a 8 anni. Quando c'è la prima volta a carriere in guerra, 14 anni. Al 19° livello arrivava il pozzo, poi al 19° livello scendendo c'era 180 metri di piano inclinato. Sono andato a lavorare in miniera, alla miniera Giancagliano, all'età di 16 anni. Come facevamo quando uscivamo dalla miniera? Non è che c'era l'acqua, c'erano le docce, non c'era niente, c'erano i compressori, se no se arrivavamo a prendere 5 litri di acqua per buttarla, per darci una lavata, così. Amici di Bella Sicilia, oggi vi raccontiamo una storia lontana, una storia fatta di tanti sacrifici. Al nostro cospetto i minatori qui ad Assoro che hanno lavorato nelle miniere di zolfo. Buongiorno. Buongiorno, Pergola sono. Lei quando ha iniziato a lavorare nelle miniere di zolfo? Nel 1958, All'età di? quasi 18-17 anni. Com'era una giornata? Ci racconti di una giornata tipo? Come giornata l'orario c'era, non c'era fuori orario. Però si doveva sopportare il sacco addosso, scalzi e nudi a lavorare. Senza vestiti, senza scarpe, col sacco addosso, con scalini alti, a non si dire, e cadevamo. Io sono andato al 57 settembre. Quanti anni aveva? E 12 anni, l'ho detto un momento fa. Perché ha iniziato questo lavoro? C'era bisogno oppure... Ho iniziato questo lavoro perché intanto mio papà era una famiglia di minatori. Mi raccontava, diciamo, quello che c'era, e anche se era brutto, siccome allora nelle miniere era lavoro come esempio al comune, fanno la giornata e invece fuori giustamente la giornata non era completa mai. Entrando lì dentro era giorno sicuro e morte sicura pure. Anche suo padre ha fatto il minatore? Come? Suo padre ha fatto il minatore? Mio papà sì, mio papà è andato a lavorare a 8 anni, alla miniera Bambinello. Cosa ricorda di quelle giornate? Quali erano i momenti più faticosi, più difficili? E allora erano tutti i giorni faticosi, perché lei deve pensare che facevamo 1 ora e mezza di strada a piedi e 8 ore di portare zolfo sopra le spalle. Allora non c'erano servizi, non c'era niente, c'erano solo i piedi per camminare. Si stava senza vestiti in miniera? No, noi nella miniera nostra eravamo vestiti perché era una miniera che c'era molto freddo, non era come le altre miniere che c'era molto calore. Quella nostra invece era una miniera che era più piccola, era comunicata, diciamo, con l'aria di fuori. Per esempio qua vediamo una foto. Il suo compito, lei cosa faceva? Il mio compito era quello di portare il zolfo sopra le spalle quando sono sceso. Ha visto quello là? Quelli sono nudi perché in quella miniera, diciamo, c'era molto calore. Quindi c'era il binario. Questa era la galleria. Noi, la miniera nostra era così formata. C'era 200 metri prima del binario. Poi c'era, diciamo, l'ascensore, chiamato l'ascensore perché non si chiama ascensore, che si scendeva altri 200 metri e poi dopo 200 metri si andava a lavorare nei cantieri. All'inizio non c'era illuminazione, come si faceva? All'interno avevamo, diciamo, all'inizio c'era chiamata acitalena, che funzionava col carbone, si accendeva e per tutto, diciamo, le 8 ore era quella là. Per mangiare, quando era la pausa? Per mangiare la pausa era mezz'ora, dalle 11 alle 11:30. Ed un'altra importante testimonianza, lei pure ha vissuto quei momenti. Quanto ha lavorato nella miniera? 26 anni ho insomma. Lei quanti anni ha? Possiamo saperlo? Quando c'è la prima volta a carriere in guerra ho 14 anni. Ed era molto faticosa a 14 anni. Certo, che ero, Il suo primo giorno di lavoro, cosa si ricorda? ma ricordo che mi bruciavano le spalle. Perché le spalle nuove e carriamo come queste. E poi ci mandiamo in capo via
portare sta vazza. Ma quanto era pericoloso lavorare lì? Aveva paura? Qual era il momento più pesante? Più pesante era a strada. Facciamo 1 chilometro per fare un viaggio, dobbiamo fare 26 viaggi. 26 viaggi al giorno. Ed un'altra testimonianza? Ma io ripeto, in miniera sono andato negli anni 60 e non ho carriato cosacco, no, solo che sono arrivato, poi sono arrivati martelli perforatori, locomotori. Abbiamo iniziato un altro modo di lavorare, giustamente più bello, però il pericolo nelle miniere esiste sempre e c'era una persona che io sono lavorato prima a Zimbalì, ho lavorato e poi a Giangagliano. Come adesso abbiamo Zimbalio, Colubria, Giangagliano, Bambinello, Vode, abbiamo 5 miniere. I quali c'è dove si scende a Pozzo, c'è dove si entra a piedi e c'è il piano dove si entra anche a piano ingranato. Non è che sono tutti a Pozzo, Zimbalio e Colubria e a Pozzo. Giangagliano si entra a piedi così perché è pianeggiante. Quelle più pericolose sono quelle a Pozzo? Più pericolose è l'interno che aprendo un cantiere c'è lo zolfo. Prima si fa la galleria fuori strato dove camminano i vagoncini e poi si entra in lavorazione, la prima, la seconda, la terza. Ed eravamo a Zimbalio a 400, Pozzo è 480 metri. Poi c'era il 19° livello, arrivava il Pozzo. Poi al 19° livello scendendo c'era 180 metri di piano inclinato e poi perché ogni piano ha 20 metri di altezza, si incomincia di sopra a tirare lo zolfo, non di sotto. Quindi poi si riempie, si lavora pericoloso, quindi deve stare molto attento e non deve stare speranza degli altri, perché a volte io ho trovato persone che si diceva picconiere, assodato, sì, poi andavo in cantiere e non aveva fatto. Io arrivavo, prendevo la palanchina, mi assodavo e c'era una persona che mi diceva comando il cantiere perché ero uno che mi dava da fare, da tutto. Il cantiere lo devo assodare tu. Mentre lei, ci mettiamo vicino al tunnel che lei ricorda davvero. Io mi chiamo Angelo Giunta, sono andato a lavorare in miniera, alla miniera Giangagliano all'età di 16 anni, quasi con l'ente minerario. Non ho lavorato con i padroni sotto il dominio padronale e quindi quando sono arrivato io già erano incominciati ad arrivare i mezzi meccanici ad aria compressa. All'interno c'era un argano, che c'era una discesa. All'inizio si entrava in una galleria di 500 metri e poi c'era un piano inclinato di 300 metri con la pendenza del 35%. Si scendevano 4-5 livelli alla distanza di 20 metri per ogni livello. E quindi lo zolfo, il minerale, non era zolfo puro all'80, al 90, al 100%. Lo facciamo vedere in queste immagini. Sì. Lo prendiamo in mano? Sì. Quindi questo Questo è il lavorato, quello originale, estratto dalla roccia. Zolfo, questo Questo è originale pure. Questo è zolfo al 100%, mentre questo è zolfo a ganga arenaria. Quello che avevamo noi alla miniera Giangagliano era a ganga gessosa. Nella miniera vi erano 4 strati di minerali gessosi, 4 strati di zolfo a ganga gessosa. Quindi lo zolfo si estraeva, si portava fuori
nei calcheroni, nei forni. I forni erano questi, se vogliamo, erano questi. Che poi si sono fatti i calcheroni, in cambio dei forni si sono fatti i calcheroni e lo zolfo veniva bruciato nei calcheroni, ma nei forni stessi lo zolfo veniva bruciato e usciva lo zolfo liquido al 100%. E quindi rimaneva il gesso all'interno del forno o del calcherone, che poi veniva svuotato e riempito di nuovo con lo zolfo al 38%, che era già una percentuale alta. E avevamo 4 strati in lavorazione nella miniera Giangagliano. Quindi, dicevamo, si scendevano ogni 20 metri, si calava un livello. Calando un livello si facevano i tracciamenti, si delimitava il giacimento, si delimitava con la galleria, poi con la rimonta per il riflusso, per portare l'aria, dopodiché si incominciava la coltivazione. Dopo fatti i tracciamenti, dopo portata l'aria e svuotato se c'era ossigeno, se c'era gas, si portava fuori attraverso il riflusso, poi dopo incominciava la coltivazione. La coltivazione veniva perforando lo strato di zolfo e abbattendolo con le mine, con la perforazione, e veniva poi portato fuori. E delimitando uno strato si lavorava poi per andare a prendere gli altri strati. Tra uno strato e l'altro mineralizzato vi erano circa 20 metri di gesso e argilla. Cioè questo gesso e argilla già separava uno strato dall'altro. Ogni strato aveva l'altezza di 4 metri e la lunghezza di 200-250 metri, 300 metri. Fatta la coltivazione nel primo strato, che si andava a prendere l'altro strato, si delimitava la stessa cosa con il reflusso, con le gallerie, con il tracciamento, dopodiché si partiva per la coltivazione e si coltivava l'altro strato. Io ero questo, a Zimbaleo, va bene, con un piccolo fazzolettino attaccato davanti alla vergogna, chiamavano così, con l'azzo di dietro. Eravamo al 21° piano, come facevamo quando uscivamo dalla miniera. Non è che c'era l'acqua, c'erano le docce, non c'era niente, c'erano i compressori, se no si arrivavamo a prendere 5 litri di acqua per buttarla, per darci una lavata, così. E che si faceva della miniera di Zimbaleo, quei poco che ci ho lavorato? Si sbarazzava una grotta, si tirava lo zolfo, era il materiale e poi si riempiva un'altra volta, perché sennò se tutti si vacantavano e te l'ho detto io, si svacantavano queste grotte, però le riempivano un'altra volta, perché arrivare al 20° piano arrivava che era tutto vuoto, invece riempivano alla notte per sottorno c'era quello che ci portavamo i materiali, si riempivano un'altra volta, allora si sbacandava la grotta e poi si riempia, e così la vita non era bella, anche se io ci ho lavorato 7 anni e i tempi brutti. I Zimbaleo erano i proprietari restivo, la miniera Giangagliano era Barberino. Ad Assoro c'era la via Marte delle Miniere, ad Assoro, dove avete passato che c'è il ponte, c'è una via che si chiamava Marte, ci hanno messo Marte delle Miniere, che tutti i zolfatai quando morirono passavano di quella strada in guardia, li portavano tutti in guardia, vabbè, sulle spalle. E giustamente i femmine sapevano, giustamente come ha detto qualcuno,
si trovavano già pronti e voi immaginate a portare un morto di quella via da Marte delle Miniere. Comunque non era una cosa tanto bella. Lei invece ha voluto ricordare, Questo è l'aspetto culturale di questa faccenda, no? ha realizzato questo dipinto. Perché loro che hanno vissuto la drammaticità di questa situazione. Cioè non c'è un paragone di cristianità se non nelle bombe di oggi. Sto parlando, loro erano in pericolo perché erano a 300-400 metri sottoterra, senza luce, senza comodità attuali, ecco. Hanno raccontato tutto. Ci può descrivere cosa Questo troviamo invece qui? è l'aspetto religioso. Da noi il venerdì santo che voi vivrete, se è possibile, è accompagnato dai nudi. Questi nudi, il discorso, si chiamano così per soprannome. Quelli sono abiti talari, no? Sono vestiti di bianco, ma li chiamano i nudi perché vanno a piedi scalzi e fanno riferimento a questi uomini nudi perché loro, è già detto, hanno vissuto una cosa che è inumana, fuori da ogni logica non era l'agricoltore all'aperto, ma l'inferno. Ora immaginate quando si scendeva giù, vedete, questo è il Calvario, questa è la morte che striscia, che è birbante la morte, no? Ci coglie all'improvviso. E questa massaia porta da mangiare perché succedeva che i familiari spesso portavano da mangiare a chi non poteva risalire. Sto parlando di storie vecchie, prima di questa modernità che abbiamo. Giusto? Poi, no, scusate, non c'è niente e culturalmente viene questo Calvario, il nostro paese, queste due trasversali che ragionano. Questo quadro si chiama il mito di Orfeo, perché dice questo albero a forma umana rappresenta il secco, è un albero che non permette di tornare indietro. La mia esperienza in miniera, sono andato a lavorare a 17 anni, con il patto che mi davano la paga da garzone, perché ero superiore a garzone. Poi hanno fatto la legge che i garzoni era vietato, non si istituivano più e sono rientrato con la paga da 17 anni. Ho fatto la miniera Bambinello, sono l'unico che esiste dalla miniera Bambinello, cioè lui che poi è diventato... Com'era? Una miniera come dimensioni, una delle più grandi? Era grande, ci voleva mezz'ora per andare a piedi dentro e mezz'ora per uscire. E oltre erano tutte ricerche, la miniera era vecchia e facevano le ricerche, trovavano un filone di zolfo e si lavorava a tirare lo zolfo. Quando si esauriva si doveva andare a cercare un altro filone di zolfo. E c'è stato un mio zio che è morto là dentro. C'è stato lo sparo ha fatto la ventola, ed è preso poco lo zolfo.
che siccome quando si bruciava nella miniera si doveva chiudere per 20 giorni, sigillava, poi si prendeva lì un'altra volta. Mio zio, lui c'era fame, mi diceva come stavano 20 giorni senza travagliare, senza niente cosa. Si pigliava un fazzoletto, si messo nella mucca e partivo a cercare di stutare all'avanzamento cosa. E ha fatto, è cascato, è tolto il fazzoletto ed è morto. Quando sono andati là dentro Pedro era già morto. E noi vi ringraziamo per questa testimonianza davvero straordinaria. Un caro saluto e al prossimo video sulla pagina di Bella Sicilia. Arrivederci! Arrivederci! Andrai Grazie.